Benvenuti! Oggi parliamo di un'abilità fondamentale per chiunque usi una motosega, tenderne la catena. Attenzione, perché una catena allentata non è solo inefficiente, ma è un vero e proprio pericolo. Vediamo insieme, passo dopo passo, come fare questo lavoro in modo corretto e soprattutto in totale sicurezza. Ok, partiamo subito con una domanda che può sembrare semplice, ma la cui risposta è assolutamente cruciale. Una catena che balla un po' troppo può compromettere non solo le prestazioni di taglio, ma anche e soprattutto la sicurezza. Cerchiamo di capire perché. Ecco di cosa parleremo. Prima di tutto, perché la tensione è così dannatamente importante. Poi, i controlli di sicurezza, quelli che non si saltano mai. Passeremo in rassegna i 3 metodi principali per regolare la catena. E per finire, un bel riepilogo con tutto quello che c'è da sapere. Perfetto, entriamo nel vivo. Il primo passo è capire la posta in gioco, perché, diciamocelo chiaro, una tensione sbagliata non rende la motosega solo meno efficace, la rende pericolosa. Ecco, il bello è che si può sbagliare in 2 modi opposti, ed entrambi sono un bel problema. Se la catena è troppo lenta, il rischio più grande è che salti fuori dalla guida durante il taglio. Non serve un genio per immaginare le conseguenze. D'altro canto, se è troppo tesa, è come se stesse strangolando la motosega. Si danneggia la barra, si mettono sotto sforzo i cuscinetti del motore, insomma un disastro annunciato. Molto bene. Prima ancora di pensare di toccare una vite, fermiamoci un attimo a parlare di sicurezza. Queste sono le regole d'oro, i controlli fondamentali che valgono per ogni singolo modello di motosega, senza eccezioni. Allora, la checklist è semplice, ma non negoziabile. Punto primo, motore spento. E non basta spegnerlo, bisogna scollegare l'alimentazione, quindi via la batteria o la spina dalla presa. Poi i guanti protettivi, sempre. E occhio alle parti calde, il motore o la marmitta possono scottare parecchio. Già che ci siamo, un'occhiata veloce alla catena per vedere se ha crepe o denti danneggiati non fa mai male. L'obiettivo che vogliamo raggiungere è questo, una tensione perfetta. La catena deve aderire bene alla parte inferiore della barra, ma deve ancora potersi muovere. Indossando i guanti si deve riuscire a tirarla e farla scorrere a mano senza troppa fatica. È proprio questo l'equilibrio ideale tra stabilità e funzionalità. E come facciamo a sapere se la tensione è giusta? Semplice, c'è un test pratico, una specie di prova del 9. Si prende la catena al centro della barra e la si solleva. Non dovrebbe alzarsi più di 5 mm, circa. Questo è il nostro numero magico. Se si alza di più, è troppo lenta. Se non si muove affatto, è troppo tesa. E adesso passiamo all'azione. Vediamo nel dettaglio i 3 sistemi principali usati per regolare questa benedetta tensione della catena. Partiamo con il primo metodo, quello a tensionamento rapido. È tipico di alcuni modelli Steel, per intenderci quelli che hanno una B nel nome. Il suo grande vantaggio è che non servono attrezzi. La preparazione è un gioco da ragazzi, motore spento, freno catena disinserito e poi si allenta il dado ad alette, il cosiddetto galletto, di un solo giro. Ok, ecco come si fa. Si solleva la punta della barra e mentre la si tiene su, si gira la rotella di tensionamento in senso orario, finché non si ferma. A questo punto, sempre con la barra alzata, si stringe a mano il galletto. Poi si può abbassare la barra, si chiude per bene la levetta del galletto e si fa il nostro test dei 5 mm. Visto? Semplice. Adesso passiamo al secondo metodo, il tensionamento laterale. Questo è probabilmente il sistema più comune e collaudato. La preparazione è molto simile a prima, motore spento, freno disattivato. Ma qui, al posto del galletto, si usa la chiave combinata per allentare i dadi di fissaggio. Basta 1 o 2 giri. Anche qui, la prima mossa è alzare la punta della barra e tenerla su. Poi, con un cacciavite, si agisce sulla vite di tensionamento, girando in senso orario per tendere. Attenzione, ecco un passaggio chiave. Dopo aver girato la vite, bisogna tirare la catena a mano lungo la barra per distribuire bene la tensione. A volte, dopo questo passaggio, serve ritoccare un po' la regolazione. Una volta che la tensione sembra giusta, si blocca tutto. Tenendo sempre la barra sollevata, si stringono forte i dadi con la chiave. Solo a questo punto si può rilasciare la barra. E l'ultimo, immancabile passaggio è lui, il test dei 5 mm. Mai e poi mai saltarlo. E siamo al terzo e ultimo sistema, il tensionamento frontale. La buona notizia, la preparazione è identica a quella del metodo laterale, quindi motore spento, freno disinserito e si allentano i dadi con la chiave. Fin qui niente di nuovo. La regolazione è praticamente un copia e incolla del metodo precedente. Si alza la barra, si gira la vite in senso orario e si fa scorrere la catena per distribuire la tensione.
L'unica differenza è la posizione della vite che si trova sul davanti. Un piccolo consiglio: prima di infilarci il cacciavite è sempre una buona idea pulire la testa della vite da eventuale segatura o sporco. E per chiudere, la procedura è sempre la stessa. Si serrano bene i dadi mentre la barra è ancora sollevata. Poi si abbassa tutto e si esegue il nostro sacro test dei 5 mm. Ormai è quasi un rito. Perfetto, abbiamo visto i metodi. Ora facciamo un bel riepilogo per mettere insieme tutti i pezzi e fissare i concetti più importanti, così da fare sempre un lavoro a regola d'arte. Questa frase è perfetta perché riassume la sensazione che si dovrebbe avere. Una catena tesa al punto giusto deve scorrere, non deve essere inchiodata. Se per tirarla a mano bisogna fare uno sforzo eccessivo, c'è qualcosa che non va. Significa che è troppo tesa e tutto quell'attrito sta solo danneggiando la motosega. Ok, ultimi consigli, ma sono fondamentali. Primo, la tensione va controllata ogni volta, prima di iniziare a lavorare. Non è una cosa da fare una volta ogni tanto. E attenzione, questo è importantissimo, la temperatura. Una catena a calda si allunga, quando si raffredda si restringe. Questo significa che se si tende a una catena quando è ancora calda dal lavoro, bisogna ricordarsi di allentarla un pochino una volta che si è raffreddata, altrimenti ritirandosi potrebbe danneggiare seriamente la barra e i cuscinetti. Ecco fatto, con queste nozioni chiunque è pronto ad affrontare la manutenzione della propria motosega con molta più fiducia e competenza. E questo alla fine si traduce in due cose: prestazioni migliori e soprattutto un lavoro più sicuro.